Perfetto, adesso sì. Buonasera, benvenuti. Abbiamo già accolto giustamente con un caloroso applauso Carlo Cottarelli. Non credo ci sia bisogno di molte presentazioni. Economista, dirige l'Osservatorio sui conti pubblici italiani della Cattolica, commissario alla Spending Review in passato e senatore per un periodo di 8 mesi. Credo che siano due passaggi importanti per contestualizzare il libro. Ci spiega intanto come mai ha deciso di scriverlo, da che tipo di esigenza nasce, poi andiamo sui temi in maniera più precisa, ma le lascio un minuto di introduzione. Allora, buonasera, scusate un po' il ritardo, ero in collegamento con Rai 3 e stiamo andando un po' lunghi e ho detto ma io ho da parlare con tante persone, perché a un certo punto mi hanno chiesto se potrebbe rimanere un po', ho detto no, non posso, devo andare, scusate comunque il ritardo. No, il libro l'ho scritto per due motivi, sì. Primo perché mi sembrava che le cose di cui parlavo avessero anche un'attualità immediata, non soltanto gli 8 mesi passati al Senato che si sono conclusi l'anno scorso, ma anche quei 4 giorni che ho fatto su e giù dal Colle. Poi magari parleremo di quali sono le implicazioni. E poi anche semplicemente col passare del tempo, se uno non le scrive queste cose qui, se le dimentica. Soprattutto quei 4 giorni, mentre per gli 8 mesi al Senato prendevo quasi ogni giorno appunti, non era proprio un diario, ma appunti su quello che succedeva. Quei 4 giorni in cui ho fatto il Presidente del Consiglio incaricato erano troppo intensi per poter prendere nota. Però ancora me lo ricordo, siccome ho una certa età era meglio mettere nero su bianco adesso perché altrimenti finiva che me li dimenticavo, ecco. Allora, grazie. E in effetti ci sono delle chicche anche che probabilmente proprio avendolo scritto abbastanza a caldo è riuscito a ricordare, poi magari torniamo su alcune di queste. Il libro è particolarmente interessante soprattutto per chi immagina che quando si entra nel palazzo si possano effettivamente prendere delle decisioni, si possa effettivamente cambiare qualcosa. Diciamo che viene smitizzata un po' questa esperienza nell'arco del libro. In realtà io le chiedo subito, avrei un paio di domande anche sull'attualità economica, ce le lasciamo alla fine piuttosto che No, partiamo... no, facciamole adesso, poi Facciamole subito, possiamo... Sì. perfetto. Vado velocissima, inflazione, tassi e debito pubblico. No, l'inflazione è praticamente debellata nel senso che i prezzi non stanno più aumentando a una velocità folle come è accaduto nel 2021 e nel 2022. Attenzione, questo non vuol dire che i prezzi sono ancora alti, però i prezzi non tornano mai indietro. Poi magari adesso vi spiego anche perché. Però il fatto che l'inflazione, che è l'aumento dei prezzi, si sia ridotta vuol dire che prima i prezzi che aumentavano così, adesso sono così, cioè praticamente sono quasi piatti, soprattutto in Italia. Gli ultimi dati relativi a marzo ci dicono che l'inflazione è aumentata nei 12 mesi terminanti a marzo dell'1,2%, quindi si è tornati ai livelli di inflazione di una volta. In Europa, nell'area dell'euro, è un po' più alta, però anche lì, se si guardano gli ultimi 6 mesi, si sta andando un po' a una velocità più o meno dell'1,5% all'anno. I prezzi non tornano indietro, nonostante i prezzi delle materie prime stanno tornando indietro, sono tornati più o meno a livello, tranne qualcuno come il petrolio, ma i prezzi delle materie prime sono più o meno tornati a dove erano all'inizio del 2021, prima che ci fosse l'ondata di aumento, perché i prezzi al dettaglio non scendono mai. In parte è così, cioè, in tutto il mondo funziona così, i prezzi al dettaglio difficilmente scendono del 20%, a parte sconti, queste cose che ci sono sempre. In parte perché stanno aumentando gli stipendi e i salari, che è una buona notizia, cioè il recupero del potere d'acquisto viene fatto normalmente non con una discesa dei prezzi, ma con un adeguamento, sia pure in ritardo, dei salari, che adesso nel 2023 sono cresciuti più dell'inflazione. Sono ancora bassi, il recupero non è finito. Questo è uno dei motivi per cui penso la Banca Centrale Europea non dovrebbe preoccuparsi adesso se i salari aumentano ulteriormente, perché uno può dire ma se i salari aumentano ulteriormente i prezzi aumenteranno ancora. No, non dovrebbe esserci questa cosa perché i margini di profitto si sono ampliati nel 2023 e nel 2022 e nel 2023. Tassi di interesse, questa era l'altra domanda. I tassi di interesse sono alti adesso e credo che la Banca Centrale Europea farebbe bene a ridurli il più presto possibile. E ve lo dice uno
che non fa la colomba sempre. Io credo che nel 2021 e nel 2022, soprattutto nel 2022, la Banca Centrale abbia fatto bene ad aumentare i tassi di interesse, anzi forse doveva cominciare già nel 2021 la Banca Centrale Europea. Adesso però con l'inflazione, con l'aumento dei prezzi praticamente piatta, non proprio piatta, ma ho detto aumenti dell'1,5% negli ultimi 6 mesi su base annua, e tassi di interesse del 4,5%, i tassi reali, cioè al netto dell'inflazione, sono molto alti, e si corre il rischio che se la Banca Centrale Europea non riduce i tassi di interesse al più presto, io l'avrei già fatto a gennaio o febbraio, l'economia europea ne risenta troppo, cioè si arriva a una frenata troppo brusca dell'economia reale, che comunque non sta crescendo molto in Europa in questo momento, quindi c'è la necessità di ridurre i tassi di interesse presto, quindi inflazione, interessi e Debito pubblico. il debito pubblico, come canta Checco Zalone, non si scorda mai, cioè la prima Repubblica non si scorda mai, il debito pubblico è nato nella prima Repubblica. Già nel 1992-93 il rapporto tra debito pubblico e PIL era del 124%, adesso siamo al 137,3%, aumentato, però il grosso del problema è stato in quegli anni 70 e 80 in cui il debito è aumentato enormemente. Guardando in avanti, che prospettive ci sono di ridurlo? Scarse, devo dirvi. Guardando ai dati del governo, al documento di economia, no, i dati, alle previsioni del governo, documento di economia e finanza appena pubblicato, il governo stesso prevede un aumento del rapporto tra debito pubblico e PIL nei prossimi 3 anni, da qui al 2026, poi ci sarebbe un po' di riduzione nel 2027, ma il 2027 è un po' lontano, ma questo assumendo che i tagli di tasse e di contributi che scadono alla fine di quest'anno non vengano rinnovati. Ma è impossibile politicamente per il governo non rinnovarli, quindi o si trovano degli strumenti di copertura, cioè aumenti di tasse e tagli di spese, oppure il deficit e il debito aumenteranno ancora più rapidamente nei prossimi 3 anni. Quindi il quadro non è molto bello, però è preoccupante nell'immediato? No, perché al momento i mercati finanziari sono abbastanza tranquilli, sono di buon umore. E guardate, perché ci sia una crisi del debito pubblico ci vogliono due cose. Uno è un debito alto e l'altro però ci deve essere una scintilla che fa scoppiare l'incendio, cioè che fa cambiare umore ai mercati finanziari. Fortunatamente queste scintille non accadono spesso. Abbiamo avuto una crisi nel 1992, un'altra crisi nel 2011-2012, la crisi dell'area dell'euro. Stavamo per avere una crisi simile nel febbraio-marzo del 2020, quando è arrivato lo shock, lì la scintilla era lo shock del Covid, ma sono arrivati i pompieri della Banca Centrale Europea e hanno spento l'incendio a suon di circa 300 miliardi che sono arrivati a finanziare il deficit pubblico italiano nel 2021 e 2022. Quindi perché ci sia una crisi ci deve essere una scintilla e per qualche motivo i pompieri non arrivano. Non possiamo contare che arrivi sempre la Banca Centrale Europea a toglierci da guai. Però al momento i mercati finanziari sono tranquilli, il debito è alto, anzi tende a crescere, però non è che si può pensare in assenza di qualche shock esterno che ci sia una crisi, fortunatamente. Bene, volevo in qualche modo sgomberare il campo subito da questi temi perché immagino che inevitabilmente interessino un economista autorevole come lei, è inevitabile che gli si chieda un'indicazione, ma arriviamo invece ai temi del libro e ripercorriamone alcuni capitoli andando un po' in ordine. Lei sin dall'inizio si chiede chi fa le leggi in Italia. A scuola studiamo che le fa il Parlamento, in teoria. Sì. In teoria, infatti quando lei prima ha detto dentro al palazzo poi uno pensa di trovarci le leve del potere e non le trova, dipende in che palazzo vai. Se vai a Palazzo Chigi, palazzo del governo, allora lì trovi le leve del potere. Il Parlamento no, cioè è stato progressivamente negli ultimi decenni un graduale svuotamento del ruolo nel ruolo del Parlamento rispetto al ruolo del governo.
e questo è stato ottenuto in diversi modi. Primo, c'è un sempre più frequente ricorso ai decreti legge. Decreti legge quando il governo fa un decreto che ha forza di legge, certo deve essere poi confermato dal Parlamento, ma intanto tu il decreto l'hai fatto. Secondo, il ricorso, anche questo molto frequente, ai voti di fiducia. Il governo mette la fiducia su un provvedimento. Perché questo svuota il ruolo del Parlamento? Perché nel momento in cui tu voti la fiducia sospendi tutta la discussione parlamentare, si blocca la discussione parlamentare, si blocca tutto il processo dei potenziali emendamenti alla legge e quindi si va subito a un voto e siccome il governo mette la fiducia si sa che tutti voteranno altrimenti cade il governo, succede un patataco. Il terzo strumento è il ricorso alle leggi delega. Le leggi delega sono leggi in cui il Parlamento delega il governo a scrivere le leggi. Sono permessi naturalmente dalla nostra Costituzione che dice però che queste deleghe devono contenere dei principi che il governo deve seguire nello scrivere le leggi. Ma se i principi sono definiti in modo vago, se i paletti sono molto ampi, praticamente il governo può scrivere quello che vuole. Nell'ultima legge delega importante, la legge delega sul fisco, sulla riforma del fisco, lì i paletti erano amplissimi, nel senso che il governo poteva fissare diversissime combinazioni di aliquote di tassazione, cioè c'era la tendenziale indicazione che il numero di aliquote IRPEF, per esempio, doveva essere ridotto, ma questo poteva essere fatto con qualunque combinazione o quasi qualunque combinazione di 3 aliquote, per esempio, con diverse implicazioni in termini invece di progressività della tassazione. Ora, quando un Parlamento rinuncia a quello che è il suo compito essenziale dai tempi della Magna Carta, cioè quello di stabilire il livello della tassazione, a quel punto quel Parlamento è molto debole, conferma che il Parlamento è molto debole rispetto al governo. Aggiungo un'ultima cosa, il fatto che i parlamentari finiscono in Parlamento non come risultato di scelte fatte dagli elettori che danno una preferenza a una certa persona piuttosto che un'altra, comporta che chi viene messo in lista fondamentalmente perché è fedele al capopartito. E questo rende ancora più irrilevante il ruolo del singolo parlamentare o anche dei parlamentari presi come gruppo. Perché a me questa cosa preoccupa? Mi preoccupa perché comporta un accentramento del potere nelle mani del governo e sempre più, soprattutto se si va al premierato, nelle mani del Presidente del Consiglio, che è contrario a quello che secondo me dovrebbe essere. Io sono un liberal democratico, nato con Montesquieu, l'equilibrio tra i poteri, ma non soltanto per garantire la democrazia, ma anche per evitare errori clamorosi. Quando si concentrano i poteri nelle mani di poche persone o di una persona, quella persona può anche montarsi la testa, credersi Dio in terra e prendere delle decisioni che sono avventate, sbagliate per il paese. Quindi non è soltanto un problema teorico di democrazia, è anche un problema di scelte. Abbiamo qualche precedente storico nella storia italiana, ecco. Mi risponde solo a una curiosità, da quando secondo lei c'è questo passaggio? Allora, è stato progressivo, però ne ho parlato con i funzionari del Parlamento che sono lì da decenni e loro dicono che un cambiamento molto forte c'è stato con la crisi del 2011 e del 2012 e col governo Monti, perché quello era un governo emergenziale, bisognava fare effettivamente cose molto rapidamente. Quel governo, per esempio, ha usato molto spesso il decreti legge, però in qualche modo ha sdoganato certe pratiche che poi sono diventate comuni. Quindi è stato da lì, diciamo, nel corso degli ultimi 10, 12, 13 anni c'è stato un peggioramento di questa tendenza. Andiamo avanti sulle questioni
problematiche, fra virgolette, i peones, una strana entità che lei cita giustamente in un capitolo di poco successivo e che forse non è chiarissimo a chi appunto è fuori da quelle mura che cosa siano, come arrivino lì, a che cosa facciano, a chi o cosa servano anche. No, il peon, peones è il plurale di peon, come ci ho messo un po' di tempo a capire. Il peon è il parlamentare che non conta molto, la maggior parte dei parlamentari sono peones. Io ero uno di quelli. E il peon prende ordini, perché è vero che appunto il governo fa le leggi nella sostanza, però queste devono essere approvate dal Parlamento e allora è necessario che ci si muova secondo le logiche del partito, di partito. E il peon prende ordini e li deve prendere ordini perché la quantità di voti che vengono espressi è tale per cui è umanamente impossibile votare sapendo quello che si sta votando, diciamolo chiaramente. Si vota perché il cosiddetto segretario d'aula, ogni gruppo parlamentare ha un segretario d'aula, che è quello che dà gli ordini. Si vota seguendo gli ordini che vengono dati dal segretario d'aula. E come vengono espressi questi voti? In due modi, o manualmente, così vuol dire pollice su, vuol dire votare favorevole sì, questo vuol dire votare no, oppure questo astenersi. Oppure vengono espressi anche gridando il colore del pulsante che il parlamentare deve schiacciare. Verde sì, rosso no, bianco astenuto. La cosa interessante, anche vi racconto un po' lì curiosa, è che i pulsanti che uno deve schiacciare stanno nascosti in un buchino, perché il voto deve essere segreto, no? O perlomeno talvolta il voto deve essere segreto. E allora uno non vede il colore che deve schiacciare. Come fa a ricordarsi? Prima cosa che ti insegnano quando siedi in aula è il primo bottone è A astenuti, il primo, il secondo è il sì e il terzo è no. Come si fa a ricordare? Asino. E io effettivamente quando votavo pensavo asino. E poi ovviamente mi viene in mente una battuta: asino chi legge? No, asino chi fa la legge. Insomma, uno si sente un po' irrilevante. Io ho detto la quantità dei voti è incredibile. Sì, siamo trovati una volta a votare 400 emendamenti. Gli emendamenti sono variazioni della legge originaria. Votare 400 emendamenti in 2 ore. È una cosa, record di velocità. Funziona così: il presidente dell'aula dice mettiamo ai voti l'emendamento 10.2.5, aperta la votazione, chiusa la votazione, mettiamo ai voti l'emendamento 11. Allora c'è stata una seduta in cui era la presidente dell'aula, era una dei 5 Stelle, che faceva così: mettiamo ai voti l'emendamento 10.2.5, aperta la votazione, chiusa la votazione. Allora a un certo punto, scusi, lì abbiamo avuto il coraggio di alzare la mano e dire: Presidente, ci può dare 2 secondi di tempo per votare? E lì si è adeguato un pochino, ma mica neanche di tanto. Ma la quantità di provvedimenti, di leggi che arrivano, spesso si viene avvertiti il giorno prima che un provvedimento viene votato, uno non ha materialmente tempo, ma soprattutto gli emendamenti che vengono votati sono di una tale quantità. Questo nell'aula. Le commissioni funzionano un po' meglio perché lì il gruppo è più piccolo, però anche lì alla fine il punto fondamentale qual è? Il punto fondamentale è che segui la logica di partito, e se devi seguire gli ordini a quel punto difficilmente può succedere che tu prendi un giudizio, una posizione diversa su alcune cose. Io mi ricordo alcuni casi in cui qualche parlamentare è uscito dall'aula perché non voleva votare secondo la logica del partito, ma sono le eccezioni. Quando un peon come me si è trovato troppe volte nella situazione di
non essere d'accordo con quello che diceva il suo partito, a quel punto lì il peon se ne deve andare, cosa che appunto ho deciso di fare, di dimettermi. E infatti è curioso, ma adesso ci ha giustamente spiegato come mai si è inserito in questo capitolo, facendo una parentesi sulla sua esperienza personale. E comunque quello che ci raccontava del tempo di voto fa capire anche appunto quanta riflessione ci può stare dietro, inevitabilmente, posto che uno magari non sa nemmeno che cosa sta votando. Andando leggermente avanti, sempre nella logica del libro, il tema delle lobbies. Io ho guardato House of Cards, per cui chi l'ha visto si è reso conto di come funziona perlomeno nella politica americana il meccanismo delle lobbies. Noi italiani forse facciamo ogni tanto magari le stesse cose, però ci diamo sempre un contegno diverso, forse le mascheriamo. Come funziona in Italia? Che margine hanno? Quanto pesano? Ma pesano parecchio, nel senso che il parlamentare è spessissimo contattato da rappresentanti di interessi particolari, il che è legittimo perché insomma il parlamentare non può stare chiuso entro le aule del Senato o della Camera o Montecitorio o Palazzo Madama senza avere un accesso al mondo esterno. Il problema è la frequenza con cui questo avviene e soprattutto il fatto che mentre negli altri paesi le attività lobbistiche sono regolamentate, noi non abbiamo una legge sulle lobby, una legge che imponga un minimo di trasparenza a chi è lobbista, bisogna essere registrati su un certo albo, in altri paesi non ti puoi iscrivere per esempio se sei stato condannato per problemi con la pubblica amministrazione, cose per reati contro la pubblica amministrazione, cose di questo genere. Quindi ci manca una regolamentazione e non è che non ci siano stati tentativi, adesso non mi ricordo quanti siano stati, 80, 90 tentativi di introdurre una legislazione anti-lobby in Italia, però non ci siamo mai riusciti, che conferma la potenza delle lobby ovviamente. Il problema fondamentale è sì, bisogna stare a sentire quello che dicono gli interessi particolari, però bisogna sempre ricordarsi, e forse questo bisognerebbe insegnare, fare un corso, quando tu entri in Parlamento ti dovrebbero fare un corso per ricordarti queste cose. Ogni interesse particolare deve essere valutato rispetto ad altri interessi particolari che magari non sono espressi perché un certo settore non si è organizzato bene tanto quanto il settore è rappresentato dai lobbisti. Allora perché io devo stare ad ascoltare quello che è l'interesse di un settore che ha soltanto un merito di essersi organizzato meglio rispetto a un altro settore? Soprattutto quando c'è un vincolo di bilancio, tu dai un beneficio a qualcuno, vuol dire che quel beneficio non lo puoi dare a qualcun altro. E questo è il rischio di un eccesso di potere delle lobby. Ecco, su questa parte un'altra, non sulle lobby, ma sulla prima parte del libro, un altro tema, quello degli stipendi dei parlamentari. I cittadini diciamo che tendenzialmente pensano che i parlamentari guadagnino troppo. È davvero così? Allora, la risposta breve è sì, secondo me. La risposta breve è sì. Ehm, Quanto guadagna un parlamentare al netto delle tasse? Sono circa, per un senatore sono un po' più di 12.000 euro netti al mese, per un deputato è un po' meno di 12.000, ma non di molto. Oltre a questo ci sono 2.090 euro che vanno al parlamentare ma devono essere rendicontate. Queste possono essere utilizzate per pagare i contributi che qualche partito richiede. Il Partito Democratico richiedeva 1.500 euro al mese e il Partito Democratico regionale ne richiedeva altri 1.200, quindi lì questi soldi che devono essere rendicontati non bastavano, però questo vale per il Partito Democratico. Alcuni partiti non richiedono nessun contributo. Questi altri 2.090 euro possono anche essere utilizzati per il portaborse, eccetera. Quindi un peon, diciamo, normale che non ha incarichi particolari porta a casa 12.000 euro netti al mese, che è più, fare i confronti internazionali è complicato, però un po' si possono fare, è più di quanto porta a casa un senatore
un deputato inglese, tedesco, francese. Poi ci sono i benefici, per questo capite che insomma, anche se il lavoro del peon non è particolarmente gratificante, lo stipendio non è male, bisogna dire. E poi c'è qualche altro vantaggio. Ce n'è, la mensa è ottima. La mensa è davvero buona, la mensa del Senato. Lì non c'è il ristorante, la cosiddetta buvette come c'è alla Camera, però la mensa è una mensa, come si dice, all you can eat. Tu paghi 11 euro, che ti vedono, sei riconosciuto, non devi neanche firmare niente, è tutto sulla fiducia, fra l'altro. Anche quello che vi ho detto, le spese devono essere rendicontate. Io credevo che dire, io verso 1500 euro al Partito Democratico, devo poi riportare la ricevuta. No, è tutto sulla fiducia. È tutto sulla fiducia. Rendicontare vuol semplicemente scrivere che io ho dovuto pagare questa spesa qui, quest'altra spesa. Vabbè, chiusa questo. Comunque, la mensa sono 11 euro e è davvero buona in termini di qualità, in termini di possibilità di scelta tra un cibo o un altro. È aperta sia a pranzo che alla sera poi c'è il caffè, e il caffè del Senato secondo me è la migliore cioccolata calda di tutto il mondo, è davvero buona. E concludo dicendo, poi ci sono i viaggi gratis non solo in treno, questo lo sapevo, ma anche in aereo. E poi c'è questa cosa meravigliosa che uno non si aspetta. Sapete, quando andate in giro in autostrada c'è da pagare il pedaggio, no? Autostradale. Ti danno una carta che, allora, quando voi, proprio ieri sono venuto da Milano a Bassano del Grappa, perché mia moglie è di Bassano del Grappa, arriva al casello, metti dentro la tua carta di credito. Se ti va bene ci mette un po' di secondi a restituirtela, se ti va male non te la riconosce, eccetera. O questa carta che ti hanno Senato, tu la metti dentro e ti esce subito e la barra si alza immediatamente. È una vera meraviglia, è una vera soddisfazione. Sono piccole soddisfazioni che ti fanno dire: ma devo proprio andare via dal Senato, chi me lo fa fare? C'è una certa comodità, più che altro i costi vivi praticamente della vita sono azzerati, non quasi nulla, se non forse... Beh, no, costi vivi comunque uno, se vieni fuori da Roma ti devi affittare un appartamento, quello non è coperto. Per chi vive a Roma o nei dintorni di Roma, effettivamente Forse gli abiti. gli abiti non te li danno gratis. Nessuno, ecco. Allora, subito dopo queste considerazioni nel libro rileggevo il titolo del capitolo, che è Il progressivo allontanamento dei cittadini dalla politica. Beh, quello è l'astensionismo. Allora, fino all'inizio degli anni 90, Prima Repubblica, andava alle urne circa il 92-93% dell'elettorato. 92-93%. Adesso siamo meno del 64%. Attenzione, la caduta è stata sempre più rapida, perché dal 92 al 2006 in media annua era come perdere mezzo punto percentuale all'anno. Tra il 2006 e il 2018 si è persi un punto percentuale all'anno. Tra le elezioni del 2018 e quelle del settembre 2022 sono persi 2 punti all'anno, quindi mezzo punto, un punto e 2 punti all'anno. Quindi invece di, tu dici delle volte scendi, poi a un certo punto plani, no, qui stiamo accelerando la caduta, c'è sempre un maggior disinteresse. Io racconto un episodio all'inizio del capitolo in cui parlo dell'estensionismo, episodio che si è svolto a Mantova. Io ho fatto campagna elettorale vera, cioè andavo in giro a distribuire i cosiddetti santini, le cartoline elettorali, andavo a parlare con la gente nei mercati. E un giorno ero a pranzo a Mantova, lì all'aperto con dei colleghi che mi aiutavano, e io ho detto: vai, ma qui stiamo perdendo troppo tempo, ma stiamo ancora mangiando. Vabbè, voi mangiate, io vado da solo a distribuire, a girare al centro di Mantova da solo a distribuire queste cartoline. Mi avvicino a un signore che era di fronte era una gioielleria, era una guardia giurata. E allora io ero lì bello sorridente, gli dico: buongiorno, sono Carlo Cottarelli, vorrei darle questo per le prossime elezioni. Mi guarda e mi fa: io li impiccherei tutti. Anche io devo aver fatto una faccia un po' spaventata, eh? E lui mi dice, forse sei impietosita: no, ma non parlo di lei.
farle. E io subito dire, no, ma guardi, io sono nuovo di questa cosa qui, non c'entro niente con i precedenti, però per prudenza mi sono rapidamente allontanato. No, c'è una sfiducia, forse non nella politica in quanto tale, ma in questa politica. La gente un po' si è stufata, credo che abbia contribuito anche il fatto che tu appunto voti la lista. E anche quando voi sapete che c'è l'uninominale, una parte degli elettori, dei parlamentari sono eletti con l'uninominale, in cui si vota la persona. In realtà non voti la persona, voti la lista, poi automaticamente il voto va alla persona. La conseguenza di questo fatto è che sono stato eletto al plurinominale a Milano, però correvo anche all'uninominale a Cremona. Cremona è la mia città. A Cremona, la mia città, sono stato battuto di 25 punti da Daniela Santanchè. È come perdere 8-0 in casa, ecco. Dicono Nemo profeta in patria, però. Sì, Nemo profeta aveva 25 punti percentuali. Poi giustamente invece è stato eletto a Milano e poi ha ceduto il posto alla Cristina Tajani. Cristina giusto? Tajani era la prima non eletta, quindi quando sono andato via è entrata lei. Perfetto. In questo quadro che ha descritto si pone anche la domanda di come fare a riavvicinare in qualche modo i cittadini alle urne e più in generale alla politica. È un arduo compito forse dare una risposta, però Sì, è difficile anche perché questa perdita di questa partecipazione, secondo me, è anche dovuta un po' alla crisi generale dell'economia italiana, della società italiana. È interessante il fatto che due sono i paesi che hanno avuto la maggiore caduta nella partecipazione alle urne negli ultimi 30 anni, l'Italia e la Grecia. E la Grecia è l'altro paese che è andato molto male economicamente negli ultimi 20-25 anni, quindi questa situazione di sfiducia è difficile da correggere, però io do un insieme di suggerimenti che da raffinare ulteriormente per cercare di risolvere alcuni dei problemi che mi sono diventati più evidenti. Uno è appunto quello di cercare di rendere più sostanziale il lavoro del Parlamento, perché se tutto viene deciso dal governo, beh, allora essere parlamentare non è più rilevante, allora tanto vale mettere qualcun altro. Bisognerebbe tornare alle preferenze, però in termini di riequilibrare i poteri, credo che occorra dare più voce in capitolo al Parlamento, risolvendo questo problema. I dettagli li stabiliscono i costituzionalisti, io non sono un esperto di diritto costituzionale, ma l'eccesso al voto di fiducia, l'eccesso ai decreti leggi delega con paletti troppo ampi, in più questo fatto che l'elettore non sceglie più la persona, secondo me sono cose che vanno senz'altro corrette. Credo che sarebbe necessario anche aggiustare, fare un altro tentativo, perché un primo tentativo c'era già stato, di avere stipendi dei parlamentari più correlati a quello che avviene negli altri paesi e al lavoro che il parlamentare effettivamente fa. Credo che sia necessario portare avanti la cosiddetta legge Cottarelli. Io ho fatto soltanto una proposta di legge a prima firma mia, cioè quella di rendere obbligatorio l'indicazione nei programmi elettorali, non soltanto di che cosa il governo intende fare, ma come sarà finanziato. Perché altrimenti è troppo facile dire io vi mando in pensione tutti a 50 anni se non dico come questa cosa viene finanziata. È troppo facile dire io introduco il reddito di cittadinanza se non dico come questo è finanziato, o il super bonus senza dire come viene finanziato, o il taglio dei contributi che è stato fatto negli ultimi anni. Se si promette qualcosa bisogna dire anche da dove vengono i soldi. È legittimo dire io quei soldi li prendo a prestito e quindi faccio più debito, però almeno lo devi dire. Questo darebbe un po' di valore ai programmi elettorali che invece attualmente non hanno praticamente valore. Quindi c'è un insieme di queste proposte. Fra l'altro, se si va verso il premierato, a me non piace particolarmente il premierato perché appunto rafforzerebbe ulteriormente il Presidente del Consiglio rispetto al Parlamento, il governo rispetto al Parlamento, ma se si va verso il premierato che almeno ci sia
un riequilibrio dando più potere al Parlamento, altrimenti siamo indirizzati verso un sistema in cui appunto poche persone che stanno a Palazzo Chigi decidono tutto. E comunque mi fa impressione pensare quanto siano di buon senso alcune dichiarazioni e quanto siano poi in realtà assolutamente difficili da mettere in pratica o da immaginare in un prossimo futuro. Questo è però credo Sì, fisiologico. speriamo che cambi la cosa, perché comunque la tendenza attuale mi preoccupano abbastanza. Insomma. Io credo molto nella democrazia, ma come dico, non soltanto in te perché è giusto socialmente che sia così, ma perché accentrando troppo il potere nelle mani di qualcuno, quel qualcuno si monta regolarmente la testa e finisce per prendere decisioni sbagliate. E poi ce ne va di mezzo l'intero paese. Ecco, un altro passaggio che credo che valga la pena di fare, perché è interessante anche in questo caso capire che cosa accade dietro le quinte, sono proprio quei 4 giorni su e giù dal colle che lei si trova a vivere e che iniziano già con un racconto. Lei racconta proprio l'arrivo, quando poi è stata scattata questa foto fondamentalmente, e da lì il percorso. Ci racconti i momenti salienti? Allora, i momenti salienti, lì gli episodi sono tanti, gli aneddoti. Quello sul ministro dell'istruzione però ce lo deve raccontare. Quel ministro dell'istruzione è stato curioso perché com'è che uno forma il governo? Istruzioni per l'uso, ci serve un tavolo, una matita, un telefono e una segretaria. E io mi sono trovato mi avevano dato una stanza a Montecitorio, perché questo non vai a Palazzo Chigi anche quando sei presidente incaricato, perché c'è ancora il precedente governo, e si va a turno o al Senato o alla Camera a fare i lavori che servono fare per preparare, per formare un governo. Fondamentalmente quello che fai nel mio caso, siccome era un governo tecnico e doveva portare il paese alle elezioni, erano tutti tecnici, devi contattare queste persone e spiegare, vuole fare il ministro per esempio della pubblica istruzione o della cultura, eccetera. Io avevo una lista di nomi che mi ero fatto, ho discusso anche con Mattarella e ho cominciato a telefonare e quasi tutti hanno detto di sì, qualcuno ha detto di no perché insomma il governo si sapeva sarebbe durato poco e così via, però la maggior parte hanno accettato. C'è stato un personaggio di cui non dico il nome, però forse Abbastanza comprensibile. alcuni l'hanno indovinato, altri no, che è stato contattato per fare il ministro della pubblica istruzione. E il numero di telefono non ce l'avevamo e non ce l'aveva neanche i principali centri di conoscenza dei numeri di telefono italiani, cioè la cosiddetta batteria del Viminale, il Ministero degli Interni, e il centralino di Palazzo Chigi, che hanno i numeri di tutti ma non avevano il numero di questo personaggio che volevamo contattare, perché anche questo era un tecnico. Di solito lì c'hanno i nomi dei politici, degli ex politici. Siamo riusciti a trovare, questo è un professore che però partecipava anche, faceva eventi, editorialista, autore di libri, giovane, brillante, e siamo riusciti a trovare il numero del suo agente. Aveva un agente e allora io chiamo l'agente e gli dico avrei bisogno di parlare col signor tal, professor tal dei tali, perché vorrei chiedergli di entrare nel governo che stiamo formando. Uno aspetta a questo punto, sì, ecco, il numero di telefono è questo. Invece la gente risponde, non glielo posso dare il numero di telefono, lei deve parlare con me. E al che ho detto, probabilmente non ha capito che cosa intendo dire. No, ma scusi, ma io sono il Presidente del Consiglio incaricato, vorrei parlare con il professor tal dei tali per chiedergli se vuole... No, no, io ho capito benissimo, ma non sono autorizzato a darle il numero per tutte le questioni che sono di carattere lavorativo, e questo è di carattere lavorativo, lei deve parlare con me. A questo punto io ho avuto un pensiero, supponiamo anche che riesca poi alla fine a parlare, non è che poi quando facciamo una riunione a Palazzo Chigi, riunione del Consiglio dei Ministri, viene la gente?
oppure che ogni volta che devo parlare col ministro delle pubbliche istruzioni devo parlare prima con la gente. Allora, con in mente questa idea, ho ringraziato gentilmente, non se ne fa niente. Quando poi l'ho detto a Mattarella non ci voleva credere che una cosa di questo genere. Eppure, eppure. Intanto se c'è qualche altro momento. No, diciamo, c'è una cosa fondamentale che, tra l'altro, uno dei motivi per cui ho scritto questa seconda parte, che molte persone non hanno capito che cos'è che è successo in quel periodo. Cioè, molti mi chiedono: ma perché lei ha rinunciato? E noi speravamo tanto che andasse avanti. Che riforma avrebbe fatto? E la mia rinuncia non è stata una rinuncia, nel senso che l'obiettivo è stato raggiunto. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo era far partire un governo politico che però fosse accettabile al Presidente della Repubblica, che nomina i ministri. Sapete, la questione era chi avrebbe fatto il ministro dell'economia. I giallo-verdi, Di Maio e Salvini, volevano che fosse il professor Savona, professor Savona che aveva scritto un documento su come si esce dall'euro. E questo a Mattarella giustamente è sembrato un po' pericoloso. E allora sono stato chiamato io per portare il paese a nuove elezioni, però fin dall'inizio si è detto che nel momento in cui si fosse creata la condizione di far partire un governo politico, io mi sarei ritirato. Io ho passato i primi 2 giorni, il lunedì e il martedì, a fare un governo, la lista ce l'avevo, e i successivi 2 giorni a disfarlo, perché si è capito che, visto la reazione dei mercati finanziari, alle prospettive di una campagna elettorale sul tema dell'euro, tassi di interesse sono schizzati su il martedì 29, martedì 29 maggio, c'è stato l'aumento più forte dei tassi di interesse mai registrato in Italia, ancora più forte di quello che avvenne nelle giornate del 2011-2012. In quella condizione andare avanti sarebbe stato estremamente rischioso. E allora ho chiesto al Presidente di poter fare un altro tentativo, o meglio di agire, lui si muoveva in una direzione, io nell'altra, mettendo pressione su Di Maio e Salvini perché si arrivasse a un compromesso. E il mio argomento con Di Maio e Salvini è stato molto semplice: guardate, io posso anche far partire un governo tecnico e io comunque vado avanti, perché non posso tirarmi indietro di fronte, una volta che ho iniziato il percorso lo devo portare al termine. Però guardate, io fra una settimana mi devo dimettere e a questo punto voi dovete comunque fare un governo politico, ma partendo non da uno spread di 300, ma da uno spread di 1000. E comunque fra una settimana voi non potete mettere Savona in quella posizione, perché non darebbe tranquillità ai mercati finanziari. Quindi tanto vale che scendiate a compromesso col Presidente adesso, e questa cosa con Di Maio ha funzionato subito. Di Maio alla fine ha detto: ma a dire la verità noi non ci rendevamo conto che questo fosse un problema. Il vero problema invece era Salvini. Salvini fino all'ultimo momento, fino alla notte tra il 30 e il 31 maggio, resisteva, e alla fine io mi sono chiesto in quella notte, che non ho dormito molto come potete immaginare, mi sono chiesto perché facesse questo, ma alla fine mi sono convinto: è impossibile. È impossibile che Salvini voglia davvero preferire di andare a elezioni in questa situazione, piuttosto che semplicemente accettare qualcun altro di Savona come ministro dell'economia. Alla fine è venuto fuori questo, che Savona non era poi così importante. In realtà io mi sono convinto di un'altra cosa: che si stava provando un diverso tipo era una diversa prova di forza, da cui fra l'altro l'attualità di quell'episodio, per quello che avviene. Non si stava discutendo su Savona, si stava discutendo sul ruolo del Presidente della Repubblica, qualcosa di molto più importante. Cioè, poteva il Presidente della Repubblica, che è eletto dal Parlamento, opporsi alla volontà di chi era stato eletto dal popolo, unto dal Signore, Salvini e Di Maio, eletti dal popolo? Come poteva, indipendentemente da quello che stava scritto sulla Costituzione, come poteva il Presidente della Repubblica opporsi a chi era stato eletto direttamente dal popolo?
E allora capite anche l'immediata attualità di questa cosa. Col premierato il Presidente del Consiglio sarebbe eletto direttamente dal popolo e surclasserebbe la rilevanza del Presidente, soprarebbe enormemente la rilevanza del Presidente della Repubblica, che non è stato eletto. E è di questo che si discuteva, di quale fosse il ruolo del Presidente della Repubblica. Era soltanto un passacarte, uno che mette timbri, uno che firma qualunque cosa che gli arriva, o il nostro Presidente della Repubblica ha ancora un ruolo effettivo? Beh, io credo che debba avere ancora un ruolo effettivo, fare da arbitro della situazione in certi casi difficili, e questo ruolo sarebbe perso col premierato. Ecco, solo un ultimo passaggio. Questo episodio che ci racconta spiega anche quanto effettivamente abbia un influsso il mercato finanziario sulla politica, cioè non possono essere due cose da separare completamente, non si può pensare che non ci sia una correlazione. Dipende dalla situazione. Se tu sei un paese che non ha un grande debito pubblico, te ne puoi fregare completamente di quello che fa il mercato finanziario. Uno dei motivi per cui il presidente, se mi ricordo il nome, Pearson mi sembra si chiamasse, primo ministro svedese alla metà degli anni 90, decise, qui in quello non erano anni buoni per la Svezia, c'era stata la caduta del muro di Berlino, la crisi, cambiamento nell'Unione Sovietica, la Finlandia è andata in crisi, la Svezia pure, il debito pubblico svedese era alto, non alto come quello che abbiamo adesso. Ministro delle Finanze, il primo ministro svedese disse: qui bisogna ridurre il debito pubblico, perché io mi sono stufato di andare in giro per i mercati finanziari col cappello in mano. Allora voi capite che un paese che ha un debito pubblico basso se ne può chiaramente fregare di quello che fa il mercato finanziario. Se tu hai un debito alto perdi un po' di indipendenza. E questo argomento dovrebbe essere particolarmente caro ai nazionalisti, ai sovranisti. E forse questo l'ha capito Giorgia Meloni, che sta conducendo una politica, certo non elimina il problema del debito pubblico, però non sta facendo quella cosa che invece i giallo-verdi avevano tentato di fare nel 2018. Per ridurre il debito pubblico bisogna spendere di più. Bella logica. Bella logica. No, Giorgia Meloni è un po' più sofisticata in questo, però appunto finché noi rimaniamo con questo debito pubblico la nostra sovranità risulta limitata o rispetto ai mercati finanziari o rispetto a chi, come la Banca Centrale Europea, potrebbe venirci a salvare in caso di un incendio. Ecco, se è d'accordo chiederei se c'è qualche curiosità dal pubblico, magari ne raccogliamo 2 o 3 e poi la facciamo rispondere. Intanto io mi permetto solo una considerazione e mi dica se sbaglio. Un tempo, un libro del genere, io poi non c'ero un tempo, per cui lo dico a livello di percezione. Forse avrebbe causato qualche imbarazzo della politica. Oggi quello che sappiamo è che riscuote moltissimo interesse del pubblico, come vediamo questa sera, ma forse la politica non... Beh, dunque, adesso sarebbe facile usare spesso facce di bronzo, cose di questo genere, però insomma da quando è uscito La Casta, il libro famoso, credo che ormai si sono fatti uno stomaco tale per cui possono digerire di tutto. Ecco, io poi uso uno stile abbastanza moderato, contenuto, anche perché le singole persone che stanno in Parlamento sono molto spesso delle persone preparate, eccetera, credono in quello che fanno, eccetera. Il problema è il sistema. Il peon viene messo in condizioni, io ho parlato con molti alla loro prima esperienza parlamentare, e sono tutti effettivamente sorpresi dalla loro irrilevanza. Però, come dico, poi c'è lo stipendio buono, la mensa e tutte queste cose, perché è difficile fare un passo indietro. un po' incentivano. Bene, c'è qualche curiosità? Ce n'è una qui giù, anche lì su. Allora andiamo in ordine così. Rialzate forse la mano, ok. Abbiamo parlato di debito pubblico. Rapporto, Dov'è che là. rapporto debito pubblico-PIL 137, ma perché si fa il rapporto del debito pubblico col PIL? Il rapporto si fa con chi lo deve pagare, ovvero non è che se io mi indebito, il mio debito viene spalmato fra tutti.
cioè, mi sembra, con economisti come voi, assai poco corretta la prassi, o forse una prassi per annacquare i numeri, perché il debito pubblico attuale è più o meno il 400% delle entrate. Sbaglio? Non di tanto. E questa prassi, che viene usata un po' in tutto il mondo e di cui ho già discusso, mi sembra assai poco corretta e fa parte della scarsa, diciamo, trasparenza amministrativa. No, dunque, allora, questo è uno degli argomenti proprio che insegno. Io insegno in Cattolica, prima in Bocconi, un corso di Fiscal Macroeconomics che spiego proprio perché si guarda il rapporto tra debito pubblico e il PIL. Il motivo principale è che il PIL costituisce la base imponibile potenziale di un paese. Lei ha detto che bisognerebbe farlo con le entrate, ma al contrario dell'individuo che per esempio guarda il rapporto tra il debito e il proprio reddito, lo Stato ha la possibilità di aumentare le proprie entrate, per esempio aumentando le tasse. Quello che però non può andare oltre è il PIL. Quindi se tu hai un PIL che è grande, tu potenzialmente puoi estrarre una quantità più elevata di tasse. Per questo il debito si misura rispetto non alle entrate immediate, ma alle entrate potenziali. C'è tutta una discussione su questa cosa qui. E l'altro motivo è che appunto le politiche spesso si esprimono in termini di percentuali, entrate rispetto al PIL. Io voglio mantenere questo obiettivo. Se la base imponibile delle tasse fosse per esempio la ricchezza, allora avrebbe più senso guardare il rapporto tra debito e ricchezza, ma siccome per la maggior parte delle tasse la base imponibile è il PIL o i suoi derivati tipo i consumi, si guarda il rapporto tra debito e PIL. C'è qualche altra curiosità? Ce n'era una qui in basso, forse. Sì, buonasera. Lei ha parlato del Parlamento di Roma, ma i parlamenti minori, cioè regione, provincia, comune, il funzionamento è lo stesso, i peones come funzionano? Io non ci sono stato in un consiglio regionale, in consiglio comunale. Io sospetto che che la cosa non sia così marcata come per il Parlamento nazionale, anche perché poi si instaurano rapporti personali più diretti, eccetera. Però lì non so dare la risposta perché io parlo per esperienza diretta e non ci sono mai stato in un consiglio regionale o comunale. È una cosa che scrive nell'introduzione del libro, oltretutto, che è utile anche a contestualizzare poi le cose che si trovano a livello di contenuto, è che giustamente non lo scrive da professionista della politica, lo scrive da persona che ha fatto delle esperienze che forse proprio essendone in qualche modo distante riesce ad avere uno sguardo che spesso guardando le cose da lontano si riescono a distinguere. Sì, questo lo dico. Una cosa che posso dire è, avendo parlato, questo sentimento un po' di delusione, l'ho trovato anche in parlamentari che hanno fatto tutta la carriera, cioè passando dal Consiglio comunale a quello regionale e arrivando a quello nazionale, l'impressione è che, ma insomma, contavo di più prima, quindi probabilmente effettivamente i consigli comunali e regionali funzionano in maniera più migliore da questo punto di vista del Parlamento nazionale. C'è qualche altra curiosità? Qui davanti. Ah, ok, ce n'è un'altra di là. Grazie. Mi allaccio al discorso che ha fatto delle lobby. E questo io sinceramente sono venuto alla scoperta quando ho visto il film inchiesta Food for Profit. E lì ho scoperto che anche al Parlamento europeo c'è una lobby enorme. Adesso siamo chiamati a votare. La mia domanda è questa. Si può fare un paragone con la politica italiana con quella parlamentare europea? Allora, mi dicono che il Parlamento europeo, adesso non so sulla questione del lobby, quello che mi dicono sul Parlamento europeo è che funziona meglio del Parlamento italiano. Non per la questione del lobby, anche lì però c'è almeno una regolamentazione. In Italia non c'è una regolamentazione. Però mi dicono che il Parlamento europeo funziona meglio di quello italiano,
perché effettivamente prendono decisioni. E il motivo principale per cui prendono decisioni e non ordini da un capogruppo è che non esiste un corrispondente, il corrispondente del governo non esiste per il Parlamento europeo, perché appunto c'è la Commissione europea, che però non è un governo, può iniziare il processo legislativo ma non prende decisioni. Il Consiglio dei Ministri il Consiglio europeo si riunisce, comprende i capi di governo di tutti i ministri dei paesi dell'euro, ma non è che dà ordini ai parlamentari. Quindi effettivamente al Parlamento europeo sì, c'è un ruolo per il parlamentare, mi dicono, non ci sono stato ma me l'hanno detto, e si formano anche maggioranze che non sono quelle standard, si formano maggioranze variabili a seconda dell'argomento che si discute. Questo fra l'altro è un motivo per cui a un certo punto ho pensato ma forse dovrei candidarmi al Parlamento europeo, poi alla fine ho deciso di non candidarmi. Però effettivamente il Parlamento europeo sembra funzionare meglio di quello italiano, dal punto di vista del prendere le decisioni. C'era una domanda qui davanti. Buonasera. Mi sembra che negli ultimi tempi si parli poco di riforma elettorale. Non crede che questo sia uno dei nostri grossi problemi che va a inficiare con la stabilità ovviamente del governo e anche con la credibilità della politica? Che opinione ha lei in merito a una possibile riforma elettorale, sia nei contenuti sia sull'effettiva possibilità che venga fatta? No, una riforma verrà fatta probabilmente in connessione. Allora, se ne parla poco adesso perché il focus principale è sulla riforma del premierato. Inizialmente, nella versione iniziale della riforma costituzionale del premierato, si indicava un elemento fondamentale di una futura legge elettorale, mettendo in Costituzione che chi vinceva le elezioni doveva avere almeno il 55% dei voti in Parlamento. Poi questa cosa è stata tolta e si è deciso temporaneamente di non discuterla, ma una volta passata la riforma costituzionale è chiaro che il passo successivo sarà la riforma elettorale. Come sarà fatta? Una cosa per me è chiaro, si deve tornare al sistema delle preferenze, cioè il cittadino deve poter mettere il nome di qualcuno di cui si fida sulla scheda. È chiaro anche che ci deve essere un premio di maggioranza, la questione è che non deve essere troppo alto. Per me io andrei anche al metodo inglese, cioè quello si elegge per ogni constituency si elegge una persona. Però la cosa fondamentale è che ci sia effettivamente un qualche premio di maggioranza per facilitare la formazione e la stabilità di un governo. Non sono un esperto in questa materia, per cui non mi addentro in queste cose. L'unica cosa nel libro che dico è che ci vuole tornare al voto alle preferenze. Allora, ce n'è un'ultima, sì, forse fa prima passarglielo il signore dietro di lei. Lei mi pare abbia citato qualcosa sulla non preoccupazione da parte dell'attuale governo sul debito pubblico, ha detto della Meloni, eccetera. Cioè, io credo, o lei me lo può confermare o no, la tendenza di Giorgetti o chi per lui, no? Di piazzare molto debito pubblico nelle mani dei suoi concittadini. Così, insomma, mi sembra che usciamo un po' dal concetto di titoli spazzatura, perché il nostro rating non è molto alto, no? Al fatto che dice, beh, tanto è la nostra popolazione che ci sta prestando questi soldi, una minor preoccupazione. Un'altra cosa le dico, e mi collego a un'altra conferenza che lei fece, io credo a Venezia, a San Giovanni Evangelista, no? Sì, ne faccio talmente tante che con non mi ricordo. sì, con Boldrini. Ah, con Boldrini, adesso mi ricordo. Sì, che è uno di queste parti, sì. no?
parlava sì di pensioni, mi pare, no? Io ho letto non molto tempo fa il libro di Sergio Rizzo, quello Sì. della casta, no? Ho letto anch'io quello. Ecco, che si chiama Il Titanic delle pensioni. Sì. Una delle cose che più mi ha sorpreso è che l'INPS eroga ogni anno 50 miliardi in più dei contributi che riceve. 100 miliardi. No, io ho letto Sergio Rizzo 50, però ha più ragione lei, Secondo me sicuramente. 100 miliardi. E allora dico, non so, importiamo bambini o importiamo extracomunitari? Allora, no, il motivo per cui l'INPS riceve ogni anno 100 miliardi dallo Stato, perché appunto le pensioni sono superiori ai contributi che riceve, è che molte persone ricevono pensioni senza aver pagato abbastanza contributi, per cui ci deve pensare ci deve pensare lo Stato, è la parte di assistenza, non è proprio previdenza. Sì, però questo è quello che avviene da tempo. Ora c'è una questione generale, al di là del fatto che le pensioni siano pagate da contributi o da tasse. Insomma, questa alla fine sono sempre soldi che passano per le mani dello Stato, li chiami contributi, li chiami tasse. Il problema è che la spesa pensionistica rispetto alla dimensione dell'economia, cioè del PIL, che di nuovo ricollegandosi a quello che dicevamo prima è la base, teoricamente la base a cui si possono trarre future tasse, tendenzialmente tende a crescere anche con ipotesi molto favorevoli sull'andamento del PIL fondamentalmente. E questo è il problema che non è stato ancora risolto. E guardate, non è una questione finanziaria, il problema vero non è il bilancio dell'INPS, il problema vero è che chi dà, tra virgolette, chi dà da mangiare agli anziani, gli anziani sono quelli, diciamo, che non la chiamiamo anziani quelli che non lavorano, chiamiamo giovani quelli che lavorano. Chi dà da mangiare agli anziani sono i giovani che lavorano. Se il numero di giovani che lavora diventa sempre più piccolo rispetto al numero degli anziani perché si vive più a lungo, ma anche e soprattutto perché si sono fatti pochi figli, capite, c'è un problema. O i giovani mangiano di meno loro per consentire agli anziani di mangiare di più, oppure gli anziani mangiano di meno loro, taglio delle pensioni, oppure si dice il numero degli anziani lo riduciamo allungando l'età lavorativa. La soluzione migliore sarebbe quello di dire abbiamo meno giovani, sì, se però ogni giovane produce di più, diventa più produttivo, allora riesci a risolvere il problema. Ma nelle proiezioni fatte dalla Ragioneria Generale dello Stato, appunto già si prevede, si spera che la produttività in Italia aumenti fino all'1,5% all'anno nei prossimi decenni, quando invece siamo cresciuti negli ultimi 20 anni allo 0, la produttività. Il problema, guardate, quello è il problema più difficile che esiste per la società e l'economia italiana, cioè ci sono abbiamo fatto pochi figli, ne facciamo sempre di meno, l'anno scorso 379.000 nati, l'11° anno di fila che si fa un record negativo assoluto, cioè sono 11 anni che il numero di nati scende rispetto all'anno precedente, sono 10 anni che la popolazione italiana scende, è un problema di finanza pubblica, no? È un problema per la società, dell'intera società. Per ogni 2 persone che vanno in pensione adesso ce n'è una che entra nel mondo del lavoro, e allora non stupiamoci se è difficile trovare medici, è difficile trovare infermieri, è difficile trovare idraulici, è difficile trovare tutto, perché se 2 persone vanno in pensione e ne entra una sola nel mondo del lavoro è anche un problema che è molto difficile da risolvere, perché se anche si riuscisse adesso a dire vai, facciamo più figli, ma l'impatto ce l'hai fra 20 anni, non ce l'hai subito. L'immigrazione può aiutare, sì, aiuta, però non è che è facile avere immigrazione regolare e sappiamo che tensioni si possono creare. Quindi non c'è una soluzione facile a questi problemi. Noi economisti speriamo sempre di tirare fuori
una soluzione. Bisogna cercare di fare il possibile, un po' di tutte queste cose, cerchiamo di fare più figli, cerchiamo di avere un'immigrazione regolare, facciamo le riforme per far crescere di più la produttività, allunghiamo un po' il periodo lavorativo. Tutte queste cose possono funzionare insieme e sono tutte quelle cose che la Ragioneria Generale dello Stato nel fare queste proiezioni spera avvengano, anche così il rapporto tra spese pensionistiche e PIL aumenterebbe da qui al 2045, aumenterebbe di 1 punto percentuale, non tantissimo. Vediamo che si può fare. Ora, sulla questione dei titoli di Stato, allora fa bene, credo, il governo. Qual è la situazione? Rispetto a 7-8 anni fa, i titoli di Stato direttamente nelle mani delle famiglie italiane erano intorno al 5-6%, adesso sono intorno all'11%, quindi c'è stato un aumento. Abbiamo fatto uscire una nota di recente come osservatorio sui conti pubblici, però per far vedere quanto era costato questo allo Stato, perché questi titoli fatti pagare, dati alle famiglie, i BTP Valore, i BTP Italia e così via, sono costati più dei titoli di Stato normali. E se si guarda i titoli che sono stati emessi e al tasso di interesse, al fatto che si paga le famiglie si comprano i titoli di Stato, però questi titoli rendono un po' di più, si vede che è costato allo Stato circa al massimo, con un massimo di fino a 13 miliardi, quindi non è irrilevante. Questo in tutta la vita di questi titoli. È una politica, secondo me è stata fatta bene, si è pagato. Qual è il vantaggio? Probabilmente che i titoli detenuti dalle famiglie, diciamo, c'è meno il rischio che ci sia una svendita in momenti di tensione. Il Giappone ha il 90% del debito pubblico detenuti da residenti, ma però lì anche banche, compagnie di assicurazione e così via. È una politica che è valida secondo me, però costa un po' di più prendere a prestito dalle famiglie. Allora, noi abbiamo recuperato il tempo perso inizialmente, quindi siamo alla fine della nostra oretta e qualcosa di chiacchierata. Ringrazierei il professor Cottarelli con un applauso per tutti gli spunti. Grazie. Certo, anche perché del libro abbiamo parlato apparentemente tanto, ma in realtà rimangono moltissime chicche all'interno e la lettura è davvero godibile, per cui l'invito è a leggerlo, il professore firma ovviamente alcune copie se ne avete voglia. Io da parte mia mi permetto soltanto di ricordarvi che domani c'è un altro appuntamento interessante alle 18 con Don Dante Carraro, il direttore di Medici con l'Africa, un momento di riflessione civica che non si ha spesso l'occasione di fare su un diritto come quello alla salute che noi diamo per scontato, forse non lo è sempre, per cui vi invito a interessarvi anche a quell'evento lì e di nuovo grazie anche a voi per la partecipazione. Grazie e buonanotte, arrivederci.